Diverse e tante sono le iniziative organizzate dalla Prefettura di Agrigento nell'ambito dell'anniversario della Fondazione della Repubblica, giunta al suo 76° anno, il prossimo 2 giugno. In particolare la sera del 1° giugno alle ore 20:30 presso il Teatro Pirandello di Agrigento sarà tenuto un concerto a cura del Conservatorio di Musica Toscanini di Ribera e verranno consegnate 2 onorificenze a personale in servizio presso la Prefettura di Agrigento. Nella mattinata del 2 giugno alle ore 8:30 verrà invece la deposizione della colora di alloro al monumento del Millite Ignoto presso la Villa Bonfiglio al Viale della Vittoria a cura del prefetto Maria Rita Cocciufa. Successivamente alle 9:30 presso la piazza Vittorio Emanuele, chiusa per l'occasione al traffico, luogo centrale della città, in cui insistono gli uffici della Prefettura, della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della ex provincia regionale, delle Poste Italiane, si svolgerà la cerimonia militare organizzata dalla Prefettura di Agrigento in collaborazione del Comando Provinciale dei Carabinieri e del Comune della città. Si procederà quindi alla cerimonia dell'alzabandiera e all'esecuzione dell'inno di Mameli da parte degli studenti del liceo classico a indirizzo musicale Empedocle di Agrigento. A seguire la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, quindi l'intervento del prefetto Cocciufa. La celebrazione sarà poi arricchita da alcuni momenti riflessivi a cura degli studenti dell'Istituto Comprensivo Quasimodo di Agrigento, della Consulta Studentesca, del CPIA, dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro e si procederà alla consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Quindi, al termine della cerimonia, presso il Palazzo della Prefettura, sarà inaugurata una mostra di cimeli storico-militari dal tema Dallo sbarco in Sicilia alla Repubblica, a cura dell'Associazione USCHI 1943, del Museo della Memoria Sicilia 1943, dell'Associazione Bersaglieri in collaborazione con il libero consorzio dei comuni di Agrigento, delle forze armate, delle forze di polizia, della Croce Rossa Italiana. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 5 giugno ed è visionabile dalle 9:30 alle 12:30 del mattino e dalle 17:30 alle 20:30 e resta anche un'ottima occasione per visitare i locali del Palazzo del Governo, meglio conosciuta come Prefettura di Agrigento.